trattativa e come è stato il tuo primo approccio col Padova? Ma appena ho saputo della richiesta del direttore sono stato subito felice, contento e ho detto al mio procuratore che insomma, prima si chiudeva e meglio era, perché venire in questa piazza per me era importante e sono contento di essere qui. I primi 2 giorni ho visto un bel gruppo, dei ragazzi vogliosi, uno staff preparato e quindi penso che possiamo fare bene. Per te è stata un po' più lunga la trattativa, insomma, sembrava fossi vicino alla firma, però qualche giorno in più, adesso sei arrivato in prestito, giusto? Sì, sì, in prestito con opzione che ho anche diritto di riscatto alla fine dell'anno. Anche io mi sono trovato troppo bene in questi 2 giorni, vedo un gruppo con spirito giusto che spero che riusciamo a fare cose belle. Ma allora, intanto, vabbè, tornando su te, Kresic, insomma, qualche campionato l'hai comunque già fatto alle spalle, di te, almeno da quello che si è letto in giro, non ti conoscono, insomma, sei forte nel gioco aereo, quali sono un po' le tue qualità principali, oltre ovviamente al difendere? Sì, sì, ho fatto già, penso, 3 o 4 anni in B e adesso questa prima esperienza in C e sì, penso che sono mia miglior cosa che sono in calcio è che gioco aereo, sono quasi 2 metri. Certo, Sì, anche poi magari in proiezione offensiva qualche gol hai già fatto in sì, passato? sì, penso con Avellino ho fatto 3 gol e basta questo. Anche in primavera quando giocavo ho fatto un po', ma è un campionato più facile da giocare. Senti, è vero che il Padova comunque c'è un diritto di riscatto, quindi insomma potresti anche non essere solo di passaggio quest'anno, potrebbe anche essere un discorso che va avanti di più, ma cosa rappresenta per te Padova? No, è una società molto importante e penso che quest'anno riusciamo a fare cose belle che mi fa piacere anche che sono qua con diritto di riscatto che se mi riscattano mi fa piacere perché è una squadra con la storia e, non so, anche l'anno scorso quando ho giocato contro ho visto una bella tifoseria e tutto, l'ambiente è bello e mi fa piacere. Io comunque sono Pierpaolo Spettori del Gazzettino, scusa, l'avevo messo. Bravo. No, anche a te se ci puoi dire qualcosa di più, al di là del fatto che hai detto ho accettato subito quando ho saputo di Padova, ma in cuor tuo cosa ti aspetti da questa esperienza? Mi aspetto di fare un anno importante a livello di squadra e personale, ce la metteremo tutta, io per primo sono uno che dà sempre il massimo e lotta su ogni pallone anche quando sembra perso e penso che tutti faranno questo e quindi sarà un anno positivo, spero. Quando sei stato preso ho sentito il direttore mi aveva detto che insomma mi piacciono i giocatori con le tue caratteristiche, cioè che hanno tanta voglia e poi comunque hai anche dimostrato in categoria di saper segnare. Sì, sì, no, la voglia è la cosa che mi manca meno. Sicuramente quando sono in campo sono concentrato al 100% e penso solo a portare a casa il risultato, a segnare, aiutare i compagni in fase difensiva, tutto, qualsiasi cosa. E ringrazio il direttore per le parole. Sì, in categoria ho segnato e spero di farlo anche quest'anno. L'allenatore l'avete appena conosciuto perché insomma i primi 2 giorni eccetera, però magari avete anche avuto modo di parlarci oppure ecco quali sono un po' le prime impressioni anche sul mister, lo staff, i compagni che insomma state imparando a conoscere Va adesso tutte e bene. due. No, il mister è sicuramente molto voglioso, ha voglia di fare, presumo non vedesse l'ora di partire, questo ci ha fatto capire e sono uno staff molto preparato, abbiamo visto in questi 2 giorni e quindi penso che faremo un buon campionato. Lo abbiamo visto poco ancora, ma anche io vedo che c'è un spirito giusto che riesce, secondo me, che passa a tutti noi, che riusciamo a fare cose positive. Per Claudio, tu che tipo di attaccante sei? Come ti descriveresti, insomma, come tipologia di punta? Ma diciamo che sono più una seconda punta forse che predilige attaccare gli spazi e girare intorno a una prima punta, svariare su tutto il fronte offensivo
L'unica cosa, vivo per il gol, quello penso che sia una cosa un po' da tutti gli attaccanti e niente questo. Tu non hai iniziato come attaccante, però quando eri giovane? No, quando ero giovane ho fatto tanti ruoli, dal trequartista all'esterno alto, all'esterno di un 4-4-2, insomma ho svariato molto sul fronte offensivo, poi mi sono consacrato come attaccante che secondo me è quello che so fare meglio, stare vicino alla porta e cercare di fare gol. Marco Campanale, Telenuovo. Volevo sapere se conoscevate già qualcuno dei compagni di squadra, se conoscevate già qualcosa di Padova, cosa in particolare. Entrambi. Conoscevo Merelli, Cherubin e Angelkovic. Con Merelli e Cherubin ho fatto un anno insieme in Atalanta e Angelkovic conoscevo così perché da parte miei ci abbiamo conosciuto qualche volta e basta. Io invece non avevo giocato personalmente con nessuno, se non contro come avversario, però insomma ho trovato dei ragazzi in gamba, un bel gruppo come dicevo prima e questo. Senti, invece per Claudio sento una curiosità perché qualche anno fa, correggimi se sbaglio, poi di te, non sapevano se chiamarti dottore o bomber perché ti sei laureato, ma scienze motorie all'Università di Firenze quando eri a Montecatini. Sì, mi sono laureato, ho cercato sempre però di... un giocatore che insomma poi si laurea e quindi... cercato sempre per la mia famiglia di portare avanti sia il calcio che lo studio. Ci sono riuscito, non è stato facile, è stato faticoso, però sono contento di aver ottenuto una laurea che comunque mi permetterà in un futuro, non so, di proseguire anche nell'ambito sportivo, però ora quella diciamo che l'abbiamo un po' accantonata, ora si pensa solo a giocare. Però ti aiuta anche nella professione, immagino. Beh sì, sicuramente. Cioè anche a Sicuramente gestirti, a capire. capisco bene il mio corpo, so un po' come funziona e questo mi aiuta. È stato difficile portare avanti gli studi contemporaneamente a giocare? Sì, in alcuni frangenti della mia carriera sì, soprattutto quando vivevo fuori di casa, quindi con amici, compagni, non era facile rimanere sul pezzo e studiare, quindi c'è stato qualche anno che l'avevo quasi abbandonato, poi tornando nelle mie zone sono riuscito a far combaciare le due cose e mi sono trovato bene in quella cosa perché mi teneva anche la mente attiva e è stato positivo. Sarà con una bella soddisfazione, no? Credo che a livello personale. Beh sì, sicuramente, è stata una bellissima soddisfazione e lo rifarei probabilmente, tornassi indietro. Senti, se non sbaglio, almeno parlando ieri con Edoardo, sei suo compagno di stanza, giusto? Sì. Ecco, come va, visto che poi siete tutti e due attaccanti, magari poi dovrete anche No, va collaborare bene, in campo? è un bravissimo ragazzo, è tranquillo, stiamo bene insieme in camera e spero che potremo stare bene anche in campo, ma presumo di sì, ci sono tutte le caratteristiche giuste per poter far bene. Kresic non so con chi sei tu in campo. Con- In campo no, però in stanza non lo so. Con Angelkovic sono io, Ah, ok, quindi... che mi fa piacere anche che riesco a parlare la mia lingua e mi trovo benissimo con lui. Poi avete lo stesso ruolo, quindi Sì, lui sì. ha anche un bel po' di esperienza, quindi magari qualche No, consiglio sì, lo può dare. mi dà anche consigli come mi devo comportare in quelle cose. Perfetto, per me è perfetto. Ok. Gabriele Fusarpoli, Padova Gol, innanzitutto benvenuti. Grazie. Volevo sapere che campionato vi aspettate, perché la Serie C già di per sé è difficile, poi i gironi devono ancora essere compilati, però si prospettano squadre importanti, quindi diciamo una sorta di B2 tra virgolette. Sì, il girone o comunque la categoria è una categoria tosta e il girone che andremo a affrontare sarà sicuramente fatto di squadre molto preparate. Noi penseremo partita per partita senza porci obiettivi prefissati e cercheremo di vincerle il più possibile per ottenere il miglior risultato possibile. Sono d'accordo con lui perché No, oltretutto ritroverai il Carpi molto Sì, probabilmente, quindi insomma una doppia emozione, diciamo. sì, certo, è sempre quando gioco contro squadre che
ho già vissuto e tutto. Non lo conosco bene il campionato, così vediamo. Mi chiedete dopo un po' di partite che passano. Vabbè. Tu sei nato in Germania? Sì, sì. Ma hai anche iniziato a giocare a calcio in Germania? O hai fatto- No, io avevo 2 anni quando ero in Germania. Sono nato e avevo 2 anni, sono tornato in Croazia, che i miei genitori abitavano lì 8 anni. Calcio ho iniziato a giocare in Croazia. Ah, quindi i tuoi si erano trasferiti non per Sì, la sì. guerra, prima della guerra. Perché i miei genitori abitavano in Bosnia prima Mm. e dopo quando è iniziata la guerra sono passati a Germania, dopo stavano 8 anni lì e dopo il sogno di mio padre era sempre che torna in Croazia. Tornare a casa. Sì. Quindi sei croato. Sì, io non so niente da Germania, però. Solo sul passaporto c'è scritto che sono nato lì. Senti, invece in una difesa 3 tu saresti più il centrale. In questi anni ho giocato anche a terzo e anche in mezzo, più in mezzo che a terzo, perché ogni allenatore diceva sei alto, meglio che stai in mezzo, vedi più campo e così. Anche se mi mette a terzo non è un problema. Ok. Grazie. Grazie.